Benvenuti allo studio del venerdì. Ci scusiamo per il ritardo, ogni tanto qualche impedimento tecnico interviene. Però non mancherà l'entusiasmo per riprendere il capitolo 11 di Romani, che questa sera va alla sua conclusione. Come dicevamo anche l'altra volta, dal 9, il capitolo 9, il capitolo 10 e il capitolo 11 appartengono proprio a una sezione teologica molto profonda, quindi questa sera usciremo dalla sezione teologica per entrare prossimamente in una sezione più pratica della vita cristiana, della quotidianità, e quindi saremo incoraggiati a mettere in pratica, se possiamo usare questo termine, tutto quello che abbiamo imparato fin qui. Uno degli aspetti più significativi del capitolo 11 è che Dio ha un piano anche quando a noi sfugge. E quindi l'Apostolo conclude questa sezione proprio con una dossologia. Che cos'è una dossologia? È un'adorazione, un culto al Signore, ovvero attraverso un'adorazione spontanea a Dio e che dovrebbe riorientare anche la nostra adorazione. Quindi nell'osservare ciò che Paolo dirà in questa dossologia possiamo prendere degli spunti per i nostri momenti privati o pubblici con il Signore. Pertanto siamo anche in una scuola dove possiamo imparare a lodare meglio il Signore. Leggendo il versetto 33 del capitolo 11 di Romani, l'Apostolo Paolo parte proprio con un'ammirazione, è coinvolto nei suoi sentimenti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. E su questa affermazione vogliamo pregare prima di andare avanti. Signore, veramente quando tocchiamo le tue cose, ciò che riveli a noi di te, del tuo carattere, e ciò che riveli a noi di noi stessi, noi siamo sempre sorpresi. Ammiriamo questa tua grandezza, Signore, anche questa sera, nel ritrovarci insieme come Chiesa e nell'ascolto di chi è dall'altra parte, che non conosciamo, ma tu li conosci uno per uno. Benedici questo tempo, Signore, lo affidiamo a te, che il tuo Spirito possa parlare ai nostri cuori e che la tua parola possa incidere i nostri cuori affinché produca dei cambiamenti, dei rilanci nel cammino cristiano o nella conoscenza di te per la prima volta. Preghiamo anche per questo, nel nome di Gesù. Amen. Ma prima di parlare di adorazione, dobbiamo ancora ricordare i contenuti del capitolo 11, uno dei capitoli più complessi di questa lettera, proprio perché sono rivelati diversi dettagli sul futuro e chi sono gli attori principali coinvolti in questo scenario. Giudei e gentili sono i due popoli che Dio ha unificato, che rappresentano l'intera umanità, che nel credere in Cristo rappresentano quell'unico popolo che Dio ha chiamato a sé. Abbiamo parlato la volta scorsa come l'indurimento a Cristo del popolo giudaico abbia favorito l'apertura dei gentili al Vangelo e come la conversione di questi ultimi debba essere spesa nel testimoniare proprio ai giudei, favorendo accoglienza, rimuovendo ogni forma di antisemitismo affinché tutti, giudei e gentili, giungano a quella totalità. Si parlerà questa sera di totalità già stabilita da Dio. Solo allora ci sarà la fine dei tempi. Abbiamo immaginato questa integrazione di popoli nell'unico Vangelo di Gesù Cristo come se Dio stesse spingendo i suoi piedi su dei pedali di una bicicletta. Prima una spinta per favorire i giudei, poi un'altra per favorire i gentili, affinché giungessero alla salvezza. E quando si parla di una totalità non si riferisce ad una specie di universalismo, piuttosto all'insieme dei due popoli, come anche ad una maggiore integrazione del popolo ebraico
attraverso la loro conversione nei modi e nei tempi che Dio solo saprà. Quindi verso la fine dei tempi ci sarà in qualche modo un inserimento massiccio, possiamo dire, degli ebrei nel piano di Dio e nell'alleanza. Il requisito ostativo alla salvezza sarà sempre, ecco, questo vale per tutti, per noi e per chi ci ascolta, è sempre l'incredulità. L'incredulità è il protagonista oppositivo, il protagonista che ci impedisce in qualche modo di credere. Infatti è scritto al versetto 23 del capitolo 11, allo stesso modo, capitolo 11, versetto 23, allo stesso modo anche quelli, direi i giudei, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu, gentile, sei stato tagliato dall'ulivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, giudei, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Paolo sta dando speranza ancora al popolo ebraico, se non persevereranno nell'incredulità. Nell'ulivo domestico, dirà l'Apostolo, usando una metafora, ci sarà spazio per i due popoli come se fossero i rami dello stesso albero. Si pensa sempre al futuro, siamo attratti dal futuro, anzi si arriva anche a leggere il futuro, cercando di scoprire qualcosa. Il futuro è sempre legato alle scelte del presente e riferendosi a Israele, Paolo pone la stessa questione: credere. Se si esce dalla condizione di incredulità, allora si entra in quella della relazione con Dio. Innestati di nuovo, usando un'illustrazione prettamente conosciuta nella realtà contadina, l'Israele etnico che ricordiamo aveva rifiutato il Messia nella storia, quando i tempi saranno maturi, avrà un incontro speciale con Gesù. E il versetto 27 ci dice che egli toglierà via i loro peccati. Ed è un messaggio che abbiamo già sentito anche noi nelle nostre vite, lo abbiamo sentito a Pentecoste, lo abbiamo sentito ogni volta che si annuncia il Vangelo. C'è bisogno di togliere qualcosa dalla nostra vita, rimuovere qualcosa in modo radicale per iniziare una relazione con Dio. E lo stesso sarà per loro. Significa per noi oggi, come abbiamo già detto, avere un cuore per Israele, proprio perché siamo appartenenti, giudei e gentili, allo stesso olivo. Credo che non sbagliamo a chiamarlo l'olivo di Dio, perché lì tutti saranno innestati. Con la nascita di Cristo, le promesse fatte ad Abramo, padre di una moltitudine, anzi Abramo, il Signore aggiunge una A al suo nome, padre di una moltitudine, di una buona terra, di un grande nome, di molti figli, sto sintetizzando un po' tutte le promesse di Dio fatte ad Abramo, di ricchezza e autorità, cominciarono ad arrivare sul serio con la nascita di Cristo. Una serie di elementi che si sarebbero determinati alla sua venuta. Il rinnovamento della creazione di Dio. C'è un inizio che dobbiamo ancora vedere nella piena realizzazione. In Filippesi è scritto che il Padre lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome al di sopra di ogni nome. Ottiene numerosi discendenti Gesù, come Abramo. Sono i suoi figli che ogni giorno accolgono la sua grazia. Pertanto in Abramo Dio inizia a progettare un popolo che in Cristo si è realizzato. Si è fuori o dentro questa alleanza non per un fattore etnico, quanto per una scelta. Se ricordiamo la conformazione della Chiesa di Roma, destinataria di questa lettera, era caratterizzata da una pluralità di popoli e dovevano ricordare di essere credenti unificati dalla grazia di Cristo. Paolo fornisce anche un punto di partenza, affinché sia chiaro per tutti e sia chiaro per ciascuno di noi, che c'è un punto di partenza comune. Versetto 32.
Dio infatti, 32, Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Lo rileggo. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Potremmo dire questa sera tutti compresi, tutti inclusi nella disubbidienza. Ecco, qui siamo tutti, non ne scappa uno, come si dice, no? Siamo tutti inclusi nella disubbidienza. Allora si rievocano le parole del capitolo 3, non c'è nessun giusto neppure uno, tutti sono privi della gloria di Dio. Abbiamo solo bisogno del Vangelo per sperimentare nella nostra vita la misericordia di Dio, perché siamo per natura in una condizione di inimicizia con Dio. Molti avranno pensato che Paolo stesse insegnando la salvezza universale, cioè alla fine ci salviamo tutti, che Dio alla fine salverà tutti, avrà misericordia di tutti, ma il resto che leggeremo dal capitolo 12 non ci porta in questa direzione, anzi dirà: presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Quello che vuole dirci invece l'Apostolo è che Dio non fa preferenze, usa gli ebrei per raggiungere i gentili e i gentili per raggiungere gli ebrei. Entrambi i popoli sono stati disubbidienti nella storia, ognuno nel loro tempo, ed entrambi i popoli riceveranno misericordia nei tempi e nelle modalità che Dio conosce. La misericordia, dirà il commentatore Bruce, sta arrivando su tutti senza distinzione, piuttosto che su tutti senza eccezione. Mostra la sua misericordia verso tutti, ma in questo tutti c'è una responsabilità. Pertanto il ragionamento di Paolo è inclusivo per i due popoli, che rappresentano un po' tutta l'umanità. Paolo non promuove l'universalismo, infatti è stato molto criticato in questa parte qui da alcuni commentatori, piuttosto gli effetti del Vangelo su giudei e gentili che escono dalla incredulità ed entrano a far parte del popolo di Dio nel tutto Israele, che significa anche di un Israele non più etnico, ma che integra tutti coloro che credono. La Chiesa sarà quel nuovo modello che sa integrare il tutto Israele, e in questo tutto c'è ancora uno spazio di misericordia per Israele che riconoscerà Cristo quale Messia. E qui stiamo andando verso gli ultimi tempi. Ci sarà un risveglio di questo popolo in qualche modo che Dio permetterà. La disubbidienza è una caratteristica naturale dell'uomo, in particolare Israele, se ricordiamo, Dio li ha mossi a gelosia favorendo i gentili, ma è altrettanto vero che non è l'ultima parola di Dio su di loro, piuttosto avrà misericordia. Lo stesso è per i gentili, perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza. Allora dobbiamo ritornare al capitolo 1 per vedere cosa abbiamo letto proprio all'inizio dello studio di Romani. 1:24, per questo, dirà Paolo, Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura, similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, cosa succede? Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. È come se Dio avesse confinato le persone
in quella condizione lasciandoli in balia delle loro scelte. Ma anche per loro non è l'ultima decisione di Dio, perché ha usato e ancora oggi usa misericordia nel condurre uomini e donne alla conoscenza del Vangelo, che produce degli effetti radicali nelle proprie vite, favorendo una relazione con Dio e una direzione nuova nel cammino. Ancora una volta bisognerà chiarire, non stiamo parlando di una forma di universalismo, piuttosto di un'opportunità che Dio concede a gentili e giudei di credere in Gesù. Dio è sovrano nella storia della salvezza per realizzare i suoi propositi e non ultimo mostra misericordia. Se vogliamo rievocare un termine che stiamo usando, anche questa è una tensione. Abbiamo parlato spesso di tensioni, questa ne è una. Entrambi questi gruppi, immaginando la Chiesa di Roma a cui Paolo scrive, hanno vissuto in una condizione di disubbidienza, come anche possono beneficiare della misericordia di Dio, e Dio non ha ancora finito con loro, non ha finito neanche con te questa sera, anzi ti invita a credere. Ecco questo messaggio di Paolo come nella storia poi diventa anche attuale. Ecco che a questo punto della narrazione Paolo inserisce una dossologia, un culto al Signore. È un modo per sorprendersi davanti a Dio del suo meraviglioso piano. E Dio sorprende sempre. Se guardiamo indietro nel cammino che abbiamo fatto, Dio ci ha sorpreso sempre, ci ha dato sempre di più di quello che noi ci aspettavamo. Lui ha un piano e quando si presenta un piano alla storia, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, allora non può esserci che un'esplosione di gioia, di diletto, di piacere nel considerare la propria vita, anche la tua vita questa sera, all'interno di un meraviglioso piano che non è privo di difficoltà, quanto caratterizzato da una presenza, da una compagnia, quella di Dio. E quindi andiamo a leggere questa dossologia che parte dal versetto 33 e finisce e chiude il capitolo. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quando inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, sì, da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Cosa possiamo imparare da questa dossologia? Diverse cose, perfino cambiare il nostro modo di adorare Dio. Bisogna sempre tenere a mente che esiste una sovranità di Dio in tutto ciò che accade e determina e saperla collocare nella tensione, ecco un'altra volta questo termine, di una responsabilità che è in capo ad ogni uomo e donna. C'è una sovranità e c'è una responsabilità e in qualche modo Dio governa questi aspetti. È una tensione che non è facile da comprendere fino in fondo, ma esiste e bisogna riconoscere i propri limiti nel tenere in considerazione questi due aspetti. Nella rivelazione di Dio alcune cose rimangono nel mistero, altre invece si svelano e queste ultime spingono alla lode. O profondità, è un'esclamazione. Qui ci sono tutte le sue emozioni. Ecco, anche Paolo ha le sue emozioni. Paolo non è così freddo da non lasciarle vedere e che lo indirizzano ad avere un timore reverenziale. C'è profondità, c'è ricchezza, c'è sapienza in Dio. Salomone l'ha andata a cercare. Non avete mai espresso verso qualcuno questa parola? È una persona profonda. Qualche volta siamo stati meravigliati da qualcuno. Qualcuno che ci ha detto delle cose che ci hanno sorprese. Perché abbiamo trovato in quella persona una persona profonda.
Ci sorprendono alcune persone quando esse si esprimono lasciandoci vedere una profondità di pensieri, di parole che ci stupiscono. Come queste ultime abbiamo delle risposte alle nostre domande. Paolo potrà dire qualcosa di simile nell'essere sorpreso dal carattere di Dio sulla scorta di tutto quello che ha scritto in questa lettera. È Dio che comunica, che rivela con profondità il suo carattere e ci stupisce. La sua saggezza consiste in quella capacità di selezionare i mezzi migliori per raggiungere la meta più alta. Lo ripeto questo concetto, la sua saggezza consiste in quella capacità di selezionare i mezzi migliori per raggiungere la meta più alta. Chi avrebbe mai pensato che nel giudicare Israele avrebbe aperto il cuore ai gentili? Ma che strategia è questa? E questa è la sovranità di Dio. Chi lo avrebbe detto che provocandoli a gelosia il suo scopo fosse che gli ebrei ritornassero a lui e ritorneranno a lui, è scritto. Quindi questa gelosia non solo ha benedetto i pagani, i gentili, ma anche una gelosia che li riporterà a Dio in qualche modo. Chi lo avrebbe detto che dei due popoli ne ha fatto uno solo in Cristo e che tutto quello che è accaduto ha contribuito a farci vedere la sua misericordia? Non è vero che proprio i suoi giudizi avevano lo scopo di farci conoscere la sua misericordia? Cioè, giudicando quel popolo, lui ha dato misericordia ad un altro. Allora Dio è veramente incredibile, insondabile, indescrivibile e soprattutto è un Dio che ha un piano, non agisce a caso. Questi sono pensieri profondi e l'Apostolo li trascrive probabilmente in un inno. Egli è ricco in misericordia, infatti Paolo parla di ricchezza, includendo giudei e gentili nel suo piano, quali peccatori immeritevoli. Paolo usa il linguaggio delle domande, perché nella loro risposta si possa ampliare la riflessione e nel particolare rafforzare la lode in una dossologia. Chi ha conosciuto il pensiero di Dio? Sta citando Isaia 40. Chi è stato il suo consigliere? Ancora una volta cita Isaia 40. Chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da ricevere il contraccambio? Forse ha citato Giobbe, non è sicuro qui. La terza domanda è quella più inquietante, perché non abbiamo niente tra le mani e niente che abbiamo dato per primi a Lui, prima che Lui desse per prima qualcosa a noi. Cosa potevamo dare a Dio? Cosa ha dato? Credo che questo capitolo in particolare ci parli della sua gentilezza e della sua misericordia. Nessuno ha conosciuto il suo pensiero, nessuno è stato il suo consigliere, nessuno gli ha dato nulla per avere un contraccambio. Nessuno, tranne Gesù. E lui ha fatto la differenza. È lui che svela ciò che è nascosto. Capitolo 16. Versetti 25, 26 e 27. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscano la fede a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria in eterno. Ecco un'altra dossologia. Amen. Ciò che è nascosto è rivelato per mezzo di Gesù. Lo scopo è che le nazioni ubbidiscano la fede. Questo è lo scopo di Dio, che le nazioni ubbidiscano alla fede.
Paolo usa la parola mistero proprio per spiegare i piani di Dio. Egli ha sempre un piano che porta avanti prescindendo dalle scelte che si compiono. Alcuni misteri hanno un proposito che servono ai suoi scopi, come per esempio la ribellione di Israele al Messia. Ricorderemo il versetto 25, che possiamo anche rileggere. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un induramento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Altri, come abbiamo visto, sono rivelati in Cristo per ubbidire alla fede, ebrei compresi. Allora, cosa possiamo imparare da questi ultimi versetti che esprimono il modo in cui Paolo adora il Signore? Allora, quello che può esserci sicuramente di utilità è che non ci dovrebbe essere adorazione senza verità. Paolo prende le scritture e loda il Signore, cita prima Isaia e poi Giobbe. Abbiamo bisogno di conoscere le scritture e saperle collocare nella nostra adorazione a Dio. Esse sono il centro della lode e il fine della lode. Paolo usa la verità per vedere Dio. Quindi usa la verità rivelata, si va qui, per vedere Dio. Questa è l'adorazione. Paolo giunge a questa dossologia nel momento in cui capisce e comprende che l'umanità va proprio nella direzione che Dio ha stabilito, sia a salvezza di coloro che credono e sia a perdizione di coloro che rimangono in uno stato di incredulità. La lode è quella presa di coscienza della nostra debolezza, impotenza e la necessità di una completa dipendenza da Dio. Dio non ci deve nulla, piuttosto scoprire il nostro debito con Lui e come Lui lo sana nell'offrirci la grazia di Cristo come dono immeritato. Terzo aspetto, non abbiamo bisogno di capire tutto per lodare Dio per quello che fa e per quello che è. Lodalo per quello che sai e lodalo per quello che non sai. Pensa a quanto sarebbe drammatico per noi conoscere tutto di Dio, almeno per il momento. Non sarebbe più Dio se conoscessimo tutto. Quanto imperscrutabili, dirà Paolo, sono le tue vie. E questa distanza è proprio questa che ci deve indirizzare all'adorazione. Perché abbiamo sopra le nostre teste un Dio grande, che ci fa scoprire ogni giorno qualcosa di più, ma non lo potremo mai scoprire pienamente. E questo ci indirizza ancora di più all'adorazione. Il Dio della Bibbia rimane più grande di noi, lodiamolo per quello che ci rivela, ci lascia conoscere, lodiamolo per quello che conosceremo e che ora ci è nascosto. Lodalo soprattutto perché ti ha svelato il mistero più grande, quello della inaugurazione di un nuovo regno nel momento in cui si è incarnato il Cristo, rimasto nascosto fino a quel momento. Lodalo così questa sera. Ecco l'ultimo versetto. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Tutte le cose si riferisce al Vangelo e provengono da Lui. Dio ci dà tutto perché in questa totalità c'è proprio la nostra salvezza. Dio è la fonte della nostra salvezza e attraverso la sua grazia e potenza che la salvezza diventa una realtà nella nostra vita. Pertanto, se questa è la direzione del tutto che è dato a noi, allora, come dirà Paolo, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Paolo sta dicendo che
il tutto di Dio per noi consiste nel progettare la salvezza e renderla efficace in coloro che credono, facendola diventare una realtà in modo tale che rimanga anche esclusivo nel ricevere la gloria. L'amen che usiamo anche nelle nostre preghiere o nei nostri culti sta proprio in una presa di coscienza di queste verità, farle proprie, rilanciarle agli altri, così come ha fatto l'Apostolo. Quello che ci aspetta nelle prossime sessioni, apro solo una finestra, è che la misericordia di Dio assaporata nella salvezza deve anche produrre i suoi effetti nella nostra condotta, e di questo parleremo. Saremo coinvolti in verbi coniugati all'imperativo, quindi sono degli ordini. Avevamo già un accenno al capitolo 6 di camminare in novità di vita, affinché il Vangelo non sia solo nella nostra bocca, quanto sia nella nostra quotidianità. Il Vangelo deve stare nella nostra quotidianità. Abbiamo parlato anche dei nostri silenzi. La nostra presenza è già una testimonianza del Vangelo. Però vi aspettiamo alle prossime sessioni. Dio vi benedica e una buona notte a tutti.